Rieccoci nella seconda parte di Primus Inter Pares, l'appuntamento è mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Come vi ho anticipato, dopo aver avuto l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, nella seconda parte siamo curiositi di quello che è successo in Prato della Valle nell'ultimo giorno della campagna elettorale, quindi abbiamo invitato il protagonista che è Ludovico Dodi. Antonio di secondo nome, perché è nato, mi diceva prima, proprio il giorno di Sant'Antonio, però lui si chiama Abbiamo Ludovico. Qui la Basilica del Santo, quindi così. Mi ricorda. Li ricordi sicuramente. Grazie di essere qui intanto. Grazie a lei. Allora, è arrivato al centro delle ribalte in maniera impressionante, in maniera inaspettata, in maniera... cosa ha provato oggi a bocce ferme, dopo tutte le polemiche? Noi, guardate, satira fuori luogo, in Prato della Valle abbiamo messo come titolo perché ha avuto moltissime contestazioni, anche se la satira è satira, però lì è sembrata un po' tutti troppo esagerata. Adesso, col senno di poi, col tempo che è passato, cosa dice? Guarda, no, a dire la verità non mi è sembrata esagerata, perché io mi sono attenuto a riportare ciò che il rieletto sindaco Giordani ha purtroppo, ahimè, detto. Io ho fatto 3 battute in una sorta di intervista improvvisata, un po' organizzata sotto il palco un quarto d'ora prima, in cui appunto Elisabetta Gardini mi aveva posto delle domande le cui domande mi hanno, diciamo, indotto a riportare quello che ha riportato il sindaco. Cioè era in un episodio in cui Giordani diversi mesi fa aveva detto a un commerciante che si lamentava che c'era adesso un consiglio di quartiere, e mi pare proprio in zona Facciolati, perché sa che c'è tutta quella controversa discussione del fare o non fare questo tram, oppure in un'area in cui era stata chiusa una strada. Insomma, ha detto: io purtroppo in 1 anno e mezzo ho dovuto chiudere la mia attività commerciale dopo decenni. E allora il sindaco gli avrebbe detto: ma tu hai chiuso perché non sei capace. Quindi io solamente... Sì, ma è datata questa storia? Sì, dell'anno scorso. No, che forse di più, insomma. Però è ritornata alla ribalta in occasione della campagna elettorale. Come sempre ritorna tutte le cose peggiori nelle campagne elettorali. E poi un'altra cosa, questa è più recente invece, in cui diceva che appunto in una città è normale che vi siano degli episodi di malavita, di criminalità, perché se così non fosse, polizia, carabinieri, la municipale, eccetera, non avrebbe lavoro, e in periodi di crisi, tra la pandemia, la guerra, eccetera. Quindi, secondo me, sì, io ho riportato, ripeto, solamente delle frasi dette dal sindaco stesso. Quindi Sì, però in una maniera... Imitandone la voce. Imitandone la voce, che non è quando lei sa. Adesso, ma chi le ha dato questa idea qui, mi dica la verità? Ma guardi, io... Perché poi ho letto che è stata la Gardini, poi c'è stato Ascerto, un po' tutti insomma le hanno dato il consenso per fare questo, perché per farlo dovrà avuto, adesso tra poco vedremo anche le immagini del Prato della Valle, avrà avuto il consenso da parte di qualcuno. Sì, beh, ovvio, non sono salito su quel palco di mia spontanea volontà. Anche perché immagino sarà stato pagato per fare quell'intervento. Assolutamente lì. No, l'ho fatto gratuitamente. L'ho fatto gratuitamente perché c'era... Dalla base proveniva una richiesta, nel senso, io così casualmente, allora le dico che in questa campagna elettorale non mi sono molto prodigato, nel senso, perché non ero nemmeno candidato, avevo degli amici, delle persone che mi hanno chiesto il sostegno, mentre 5 anni fa ero candidato nella lista Veneto Libertà a sostegno di Massimo Bitonci. E allora subito, sono già 4-5 anni che io imitavo Sergio Giordani, ma sempre del tutto in maniera, senza, come sono stato accusato, di prendere in giro, di ridicolizzare la malattia, perché io comunque... Beh, ha esposto, Ludovico, adesso dire tra me e lei, ha esposto in maniera chiara la malattia di Giordani, io credo... Guardi, io lo conoscevo già prima perché
ai tempi ancora del calcio Padova, negli anni 90 ero un ragazzino, un bambino, quindi avevo amici che giocavano con... Io l'ho visto, lo conoscevo già prima, Giordani ha sempre parlato così. Beh, insomma, mi creda no, adesso posso contraddire, anzi la contraddico in maniera proprio chiara perché credo di conoscerlo bene anch'io. Lo conoscerà meglio di me sicuramente. Forse visto l'età Sì, molto bene lo conosco, quindi credo che proprio adesso ha detto un'inesattezza, lui non ha mai avuto questo problema, l'ha avuto dopo la malattia. Ma il concetto, Ludovico, che io non... Ma io mi sono diciamo, imbattuto nel imitarne la cadenza veneta. Lui ha questa inflessione padovana, ma non era assolutamente nel mio intento prendere in giro la persona. Io imito molti personaggi. È un ragazzo simpatico, però si sta un po' arrampicando sugli no, io dico, io imito molti personaggi del mondo della cultura, della politica. Allora, facciamo così, Ludovico. A me invece sarebbe piaciuto che lei avesse detto subito dopo la polemica che ne è sorta, ho sbagliato, molto probabilmente chi mi ha consigliato in maniera sbagliata, perché credo, sì, Ludovico, in maniera fondamentale, avendo avuto io poi tra l'altro dei problemi di salute, che le dico la verità, se lei ha un figlio, un parente, la moglie, la fidanzata, il papà, la mamma che ha un ictus e che per ovvietà di cose non può più parlare bene e qualcuno lo imita prendendolo in giro per questa sua malattia, credo sia una cosa, mi permetto con tutto il rispetto, da vergognarsi, perché credo che non vada bene. Ecco, mi sarebbe piaciuto che nella satira ci sta, però in questo frangente mi è sembrato un attimino, uso un termine non cattivo, elegante, un po' meno bello, insomma. Ecco. Ma, le ripeto, io non l'avrei fatta la serata conclusiva, cioè alla conclusione, l'ultima sera della campagna elettorale che eravamo in Prato della Valle, avrei preferito farla il giorno prima o qualche sera prima. Lo stesso Massimo Bitonci aveva detto che probabilmente ci sarebbe stata una polemica, eccetera, ancora la sera prima che eravamo a un aperitivo elettorale in centro a Padova, però dopo fu qualcun altro che ha voluto farla la sera E chi sarebbe stato qualcun altro? È stato Ascerto. Io non volevo venire qui oggi a fare nomi perché credo che dopo 20 giorni... Poi ho letto sul giornale che ha detto che lui non c'entrava niente perché era... In realtà non è vero, io ho un suo scritto che appunto dice no, è meglio, ma non domani, ci eravamo sentiti 2 giorni prima, il mercoledì 8 giugno. E gli ho detto, non è meglio farla domani? No, meglio venerdì. È stato lui a voler. Poi, adesso mi sembra... Quindi c'è un aggravante perché la cosa era premeditata di fare questo, di fare un Giordani ovviamente colpito dall'ictus che parlava male, era stata ragionata a tavolino, quindi non era... non è stata, se come dici, io non voglio fare il giudice del tribunale, ma era per capire, se lei l'ha fatta 2 giorni prima, d'accordo con, anzi su input di Ascerto, vuol dire che era stato imposto di fare questo sketch io le dico... un Giordani balbuziente per via della malattia, mi sembra evidente dal ragionamento che fa. No, ma guardi, noi abbiamo agito in totale, diciamo, buona fede, ok? Io inizialmente volevo fare anche altri... La buona fede da chi le dice di imitare uno che ha avuto un ictus? Cioè, mi spieghi, non riesco a capire questo passaggio. No, ma io citerei a precisare che l'ictus è un incidente di percorso, ma non è un handicap, cioè, perché a me sovviene al momento, ma l'ho scritto anche in un'intervista al giornale, il Gazzettino, mi sembra, perché sono stati molti i giornali che... Ce l'ho qui, guarda l'intervista al Gazzettino. E in cui io appunto dicevo, ma è sotto gli occhi di tutti, l'imitazione che ha fatto Maurizio Crozza... È diverso. È diverso il contesto, su questo possiamo convenire. È diverso la satira, è diverso. No, però io credo che è rimasto, cioè in gergo si può dire, più offeso fisicamente Umberto Bossi di Sergio Giordani. Giordani guida
è stato rieletto, quindi se fosse una persona comunque non giustifico così nemmeno malata... quella, non è che giustifichi quella. No, ma io non sto cercando di giustificazione. Oppure lo stesso Crozza quando ha fatto in più occasioni Brunetta inginocchiato, oppure anche Bersani è stato colpito da ictus. È diverso, però Ludovico è un po' diverso. Qui era un ragionamento su una persona... Era un contesto diverso, sì. Contesto diverso, su una cosa premeditata da chi le ha dato l'input, su una persona che ha avuto un ictus, e quando uno sono sta state male, delle idee uno queste... può addirittura quasi offendere la persona, vado per assurdo, in una campagna elettorale, però andare a prendere uno che ha avuto una disgrazia che molto probabilmente poteva costargli la vita o addirittura rimanere paralizzato o tant'altro, andarlo a prendere in giro lo trovo davvero di cattivo gusto. Io le ripeto, mi sono limitato a imitarne la voce. Come ripeto, allora anche il povero Maurizio Costanzo, che io so fare a detta di molti abbastanza bene. Dopo me ne fa un pezzettino nella tua parte, va bene, così facciamo un po' di quelli che sono. Io effettivamente volevo fare diverse cose, volevo iniziare sul palco facendo Berlusconi, e Berlusconi incerto tra l'imprenditore Giordani e l'imprenditore Peghin. Volevo fare uno sketch di questo tipo, mi è stato imposto solo Giordani. È stato imposto solo perché quindi era premeditato. 5 giorni prima ha fatto nome e cognome, e le fa onore, ha fatto il nome e cognome di Ascerto, che era dato. Io sono trasparente, non voglio adesso, se c'è un nome e cognome che ha voluto farlo quella sera, poi comunque c'è stato uno spin doctor, perché se lo spin doctor avesse detto no, evitiamo di farlo, io non è che mi sarei con le persone dietro che mi trattenevano perché tutti dicevano di no, sarei salito sul palco a farlo. Lo spin doctor è colui il quale coordina la campagna dal punto di vista E Peghin sapeva di questo? Allora, Peghin sapeva che io imitavo Giordani. Peghin quella sera lì gli è stata fatta una sorta di sorpresa, ma per il discorso che Giordani si è sempre rifiutato in campagna elettorale di partecipare ai confronti. Io, le ripeto, non ho partecipato a molti eventi quest'anno in questa campagna elettorale perché non ero neanche candidato. Ma tutti, vede Ludovico, tutti quelli che fanno una campagna elettorale partono con un vantaggio e non fanno lo scontro con l'avversario. Le faccio un esempio. Beh, non è vero, perché io... Ma mi dica Zaia se l'ha fatto. Zaia, che aveva un vantaggio del 70% sempre vinceva, non l'ha fatto. Cioè c'è chi in una campagna elettorale fa una scelta che ha il vantaggio, dice io non lo faccio per non dare pubblicità all'avversario, ci sta. Cioè non è che sia una cosa, è una strategia che ognuno di loro fa. Quando io guardo giustamente Giordani oppure Zaia dice io non faccio con Lorenzoni lo sconto perché devo fare pubblicità a Lorenzoni, ed è comprensibile ed è anche... Ma io credo che in democrazia, cioè per avere anche per dare una possibilità anche di confronto e poi di scelta a una persona che magari dopo anni ritorna a vivere a Padova e quindi non conosce, non era presente quando ha amministrato negli ultimi 5 anni Giordani e non conosce Peghin perché è una figura nuova. Ci sta, il ragionamento suo. Allora, vedendo anche in televisione, io mi ricordo perfettamente, se lo ricorderà anche lei, ancora le politiche di qualche anno fa, quando c'erano i confronti tutti quanti cronometrati tra Berlusconi e Prodi. Certo, però vede, anche in America c'è sempre stato... Sì, è un po' una mentalità anche diversa, però anche lì a grandi livelli si è arrivati col cronometro, che non è uno scontro, lì era cronometro, è stato fatto anche qui. Rai 3 ha fatto sì, ma però non in contemporanea, cioè non come tra me e lei che c'è un... Ma nessuno, nemmeno quel periodo che lei diceva, lo faceva inizialmente 30 anni fa, era una lite continua in televisione, poi hanno capito che non si poteva fare perché uno prendeva più spazio dell'altro e hanno dato dei tempi tecnici, come l'ha fatto Rai 3 e il servizio sulla campagna elettorale di 9 candidati di Padova, 3-4 giorni prima, voglio dirle. Quindi subentra, però nel ragionamento ci sta, Ludovico, che uno pensi che deve esserci lo scontro, ognuno è libero di dire, di fare. Comunque io le dico, noi abbiamo agito nella massima buona fede. Nel senso, quando viene indicato di farla c'è una premeditazione, insomma, sotto un aspetto giuridico. Io le dico, è qualche anno che imito Giordani tra amici, così, eccetera. Ascerto diceva, ma bisogna fare una serata, fare una serata, diciamo, di cabaret, eccetera. Posso convenire con lei che era sbagliata, diciamo, l'occasione. Se lei mi ponesse questa domanda, lo rifarebbe? Lo rifarei in un altro contesto.
Certo, già questo con altri personaggi, in modo tale che io volevo fare, come le ho appena detto, volevo fare però io mi sono attenuto a quello che poi è stato deciso. Dopo tutto le uso un gergo semplice, tutto il casino che ne è nato, non è venuta la volontà di telefonare a Giordani e chiedere scusa? Guarda, io ho chiesto scusa a Giordani tramite i giornali, le tre testate in cui è comparso il mio nome, che era Il Mattino, Padova Oggi e Il Gazzettino. Tra l'altro loro non hanno riprodotto, stampato l'intera mia dichiarazione, ma hanno tralasciato il fatto che Peghin fosse all'oscuro di questa cosa qui. Beh, guardi, io sul Gazzettino che ho qui sotto, che da quanto mi risulta, una precisa domanda che è stata fatta, e tutto questo perché era a conoscenza, lei risponde, a quanto mi risulta, all'inizio gli era stata ventilata un'ipotesi di questo genere, poi è stato tenuto all'oscuro di tutto perché doveva essere una sorpresa. Quindi, sì, però comunque lo Spin Doctor ha dato il via libera, ha detto sì, facciamo questa cosa. Praticamente il via libero finale mi sembra gli abbia dato Ascerto con Marturano, che era praticamente il... Ascerto ha avuto, diciamo, l'idea di fare questa, poi comunque ci siamo confrontati con, ma Ascerto quella sera lì l'ho visto un attimo, poi probabilmente si era messo d'accordo, è stata una cosa poi decisa sotto con la Gardini ma è stato lo Spin Doctor, mi pare Marturano, sì, che ha dato il via libera. Beh, certo che poi ne è nata... Perché io potevo anche pensare inizialmente, ho detto, qui come è normale che ci sia, perché succede sempre così, che tra il pubblico vi possa essere qualche persona della parte avversa, della parte avversaria, diciamo, o giornalisti o qualche candidato che va a mettere il naso, perché sentivo anche delle voci dall'altra piazza dove c'era Giordani che stava facendo la serata di conclusione, in cui dicevano c'è molta gente, sembrano allestito un palco che sembra che ci sia Vasco Rossi, sembra un palco di una rockstar, che vi sia una rockstar ospite, quindi vuol dire che qualcuno lì, per questo un po' era un po', però ripeto, io avrei preferito farlo in un'altra Guardi, io serata. cerco di essere sopra, al di là magari del sindaco, ma indipendentemente dalla persona, dal partito, da chi avesse avuto quello che ha avuto Giordani, io quando me l'hanno detto, indipendentemente, ripeto, poteva essere Giordani, poteva essere Peghin, poteva essere Ludovico, sì, io certo. ci sono rimasto, anzi le dico il primo commento quando me l'hanno detto, ero arrabbiato perché credo che avendo avuto del male, andare ad infierire su uno che ha avuto del male, giocare per un punto in più, un punto in meno, no, indipendentemente credo che sia una cosa che non abbia dei valori in assoluto del comportamento della vita, ma un mio pensiero personale, indipendentemente da quello poi che è successo o no. Ripeto, io come ribadisco non avevo assolutamente intenzione di mancare di rispetto a nessuno né di offendere, è stata sola, da artista, è stata solamente una riproduzione della voce, come faccio anche altri personaggi. Quindi però questo le ha permesso anche di essere più popolare, magari che ai certi sconosciuti, io magari non la conoscevo, poi nella seconda parte voglio sentire l'imitazione che riesce a fare, quindi si è fatto anche, va bene che non è una pubblicità positiva, però si è fatto anche una pubblicità, insomma. Sì, beh, questo non lo nego, purtroppo quando succede qualcosa nel bene o nel male si viene alla ribalta. Però io mi sono preso parecchio fango mediatico, anche perché ci tenevo visto che siamo in televisione, è stata riportata addirittura nel Padova Oggi, nella notte, che io ero, come si dice in questi casi su Facebook, non titolare ma amministratore, oppure sì, proprietario di una pagina Dodi Vice Premier che non mi appartiene, dove ci sono delle sconcezze scritte in dialetto, con delle pseudo bestemmie criptate, oppure delle cose, oppure mi hanno dato del leghista, sì, io attualmente, ci tengo a precisare, non sono iscritto ad alcun partito, in passato sì, sono stato iscritto in Lega. Ma non cambia, può essere di qualsiasi sì, partito. No, però
è il concetto proprio di... Infatti con queste, probabilmente degli amici o dei conoscenti hanno istituito questa pagina dove viene riportato il mio nome, dove adesso sto prendendo anche dei provvedimenti legali perché comunque non mi appartiene la pagina. Infatti c'è stata subito una smentita nella notte, e Padova oggi aveva risposto ma noi sappiamo di chi è il proprietario, cosa che non è vero perché addirittura quando fa una denuncia alla polizia postale o un esposto non si può fare nulla perché Facebook, guardi, io assieme ad altri molti padovani in quest'ultimo mese siamo stati vittime di hackeraggio su dei profili Instagram, no? Io ho risposto così casualmente a un amico, un vecchio compagno di scuola, Ludovico mi dai tu riesci a vedere questo link, io ho aperto e lì mi è stato. Chiedo alla regia, dovremmo avere l'immagine del Prato alla Valle senza mettere l'audio ovviamente, solo in una finestrella. Chiedo a Marco se riusciamo a mettere quella serata che poi è diventata la serata un attimino che se ne è parlato parecchio. Senta, poi succede quello che è successo, ha avuto ovviamente un riscontro mediatico non positivo. Mi è stata data addirittura la colpa di aver fatto perdere voti, io non penso perché comunque il pubblico era un pubblico di centrodestra, le persone che volevano votare una parte piuttosto che l'altra, poi ci tengo a ricordare che questa tornata elettorale il vero vincitore è stato l'astensionismo perché anche Giordani è stato rieletto con a malapena il 50% dei come voti degli eventi, come Verona. Questo è un malessere della politica. Insomma, questo è un malessere della politica perché tutti i partiti sono... Però ha sempre ragione chi vota, lei lo sa, vero? Chi va a votare. Assolutamente. Allora, quindi anche questo un è un voto ragionamento che devono i grandi politici, tutti, destra, sinistra, super destra, super sinistra, devono valutare e vedere che non può nelle amministrative e comunque nelle politiche andare a votare così poca gente, ma è un discorso più complesso dove ovviamente poi tutti danno delle colpe che vanno in vacanza, ma vanno in vacanza tutti, oramai non solo quelli di destra, che era un giorno caldo e ha ragione. Io da giovane, poco più che trentenne, le dico che è il dovere e il diritto di un cittadino andare a votare. Certo. Perché? Perché dopo non ci si può lamentare che questo non va, questo manca, non ci sono i fondi e la città oppure è messa male, eccetera. Per chiunque, qualsiasi intenzione sia di voto, che uno voti a destra o a sinistra, deve andare a Sono votare. d'accordo. L'unica cosa che comunque, per come la vedo io la politica non si fa solamente in virtù delle elezioni imminenti. Io quando l'altra volta appunto sostenevo Bitonci, ero anche candidato in una delle liste che lo sosteneva. Quanti voti ha preso? All'epoca una cinquantina di voti. Erano stati valutati inizialmente 44, poi ci sono stati degli... Anche perché mi hanno sbagliato a votare, io avevo fatto anche il rappresentante di lista, perché siccome mio nonno è stato un parlamentare di Forza Italia, Toniolli, certo. E quindi alcuni pensavano che fossi in Forza Italia, altri mi votavano in Lega o in lista Bitonci, invece io ero in Veneto Libertà, che era una delle 6 o 7 liste. Era per capire. Senta Ludovico, al di là poi è un ragionamento più complesso ovviamente. Sì, no, io ci tenevo solamente a dire che quando appunto anche l'altra volta perdemmo una mia idea, ma assieme a me e altre persone, perché non istituiamo, che non so, un'associazione, un comitato dove si va alla ricerca di persone competenti nelle diverse materie, chi in termini di sicurezza, chi in termini di urbanistica, di cultura, di viabilità, di salute, e si fanno degli eventi, delle iniziative, si promuovono delle iniziative nell'arco di quei 4 anni, in cui poi da cosa nasce cosa? Questo lo può sempre fare, nella campagna elettorale. Perché l'unica pecca che secondo me è stata fatta il discorso della candidatura di Peghina è arrivato troppo tardi, le persone non lo conoscevano. Su questo si può preparare per la prossima e trovare, ovviamente con chi deciderà di farlo, il modo di avere queste iniziative. Questa è una mia idea. Perché nessuna idea va scartata, quindi le può elaborare perché è giovane, quindi può farlo. Senti, prima della pubblicità invece una curiosità. Dopo che è finito tutto quella serata, dunque il giorno dopo tutti quei
coi malumori che ne sono sorti nei suoi confronti. Qualcuno che le ha dato quel consiglio le ha detto forse abbiamo sbagliato, Ludovico abbiamo esagerato, oppure Ludovico bravo, sei stato bravo ugualmente. Il giorno dopo, a bocce ferme, quando ormai il fatto mediatico aveva avuto delle conseguenze chiare, qualcuno di quelli che avevano avuto l'idea e che avevano suggerito di andare su quel palco e di fare quello che ha fatto, le hanno telefonato, ha ricevuto una telefonata o di complimenti o di dire beh forse abbiamo esagerato o di dire forse abbiamo sbagliato? No, devo dire che sono stato veramente scaricato, lo ammetto, nel senso sì, amici, ragazzi, coetanei. No, i suoi amici, quelli che le hanno... Gli esponenti... Quelli che le hanno detto come ha detto lei, da Scerto, da Martorella, chi le ha detto di fare... No, ma a Scerto l'ho sentito. E lui dice ma io l'avrei voluta preparare prima, non la volevo fare quella serata. In realtà io ho il messaggio suo, no, ci vediamo venerdì, è meglio farla venerdì. Praticamente il giorno dopo, quando è nata ovviamente la polemica, nessuno le ha telefonato. No, guarda, addirittura io quando ho visto appunto i primi articoli sul giornale, avevo mandato un messaggio alla Elisabetta Gardini in cui le chiedevo se la poteva, siccome era un sabato pomeriggio perché era il venerdì, sa che ci sono i famosi certo, silenzio elettorale. Il silenzio elettorale, che non sono 48 ore, sono un po' meno. 24, quello che sono. E l'Elisabetta Gardini le avevo chiesto se potessi chiamarla, telefonarle, ha visualizzato un minuto dopo il messaggio su WhatsApp e non mi ha più né risposto al messaggio né mi ha detto chiamami, dopo che lei stessa aveva preso giù il mio numero. Ripeto, io non volevo venire qui a fare nomi, però lei mi sta ponendo delle domande, è giusto che le risponda. Elisabetta Gardini preferisce più i palcoscenici romani, insomma, che magari... Sì, ma lei si è complimentata, tanti si sono complimentati con me e dopo... sono spariti tutti. Sono spariti tutti. Non sono stati nell'agonia come è stato lei? Quindi... No, siamo stati presi dentro io... un po' Bitonci perché lui, ripeto, era contrario la sera prima. Sì, l'ha sempre detto che Bitonci era contrario. La sera prima, perché anche lui voleva farlo in un altro contesto, è stato sbagliato. Ma ha scelto poi, tra l'altro, quando c'è stato il momento di organizzare, è vero, io non so dove fosse, non era presente sotto il palco, io ero assieme a Raffaele Zanon. No, ho letto sempre sul giornale che era a mangiare della mortadella. Passando per Modena, ma era lì vicino, era a 2 passi, insomma, non è che fosse a 8 km. Lui probabilmente è il classico personaggio che lancia il sasso e poi tira indietro la mano, questo mi sento di dirlo, perché non si è assunto le responsabilità. L'idea è stata sua di volerla fare la sera. Nella gogna mediatica è rimasto solo lei, Ludovico. Sì. Però io ho le spalle larghe, ne ho passate tante. No, ma c'è rimasto male, si intuisce che c'è rimasto male. No, ci sono rimasto male perché non pensavo di fare niente di male. Sta facendo il duro e il forte, però si vede che c'è rimasto male. No, il duro e il forte. Sì, no, ci sono rimasto male perché comunque non è stato fatto niente di male. E poi comunque no, è stato se una persona ha deciso... di non simpatico, questo dobbiamo dirlo, Sì, beh, questo è del tutto opinabile, nel senso... No, le dico solo, le faccio un esempio, per quel che mi riguarda. La persona colpita, o il papà, o la mamma, o la moglie, o la fidanzata, o la figlia, che l'avessero preso in giro così, vorrei vedere oggi, su questa sedia, lei cosa mi direbbe. Ma, hai capito? Se fosse un parente vicino a lei, una persona vicino a lei... Io le dico, ho sempre... Io mi cazzerei, le dico la verità, io mi cazzerei, ma indipendentemente dalla persona mi Però crederei. io guardi, sono disposto ad andare anche, perché credo che Giordani sia una persona che abbia buon senso. Ha buon senso. Quindi magari presto mi auguro che ci sia magari un confronto. Non sarebbe male, non sarebbe male, credo sarebbe cosa gradita anche al sindaco. Anche se qualcuno ha fatto trapelare che forse magari l'assistente o qualche segretaria che non sono state accettate le scuse. Se lei magari va a parlare può essere che Giordani le accetti, presumo, conoscendo il sindaco presumo che le accetti. Da artista agisco sempre in buona fede. E quindi c'è anche il tempo per potermi rimediare a quella giornata lì. Adesso facciamo così, lo dico, andiamo in pubblicità, poi mi deve far vedere sotto un aspetto artistico cosa riesce a fare, perché certo. Costanzo lo fa bene, non mi rubi il posto, però sentiamo dopo la pubblicità, va bene? Okay. A tra poco.